Vecchi ne ordine né niente. Ma è lo stesso. Sei qua col Basilio Bertamini, è un vicolo della pecora a Vignole. Basilio, ma noi, più che parlare di Vignole, a questo punto parliamo dell'Ecuador, perché ti si sta anni e anni in Ecuador a dare una mano a tante popolazioni. In sintesi, cos'è che ti fa la via? Dunque, prima volta, se andai nell'88-90, 2 anni, ho fatto 2 falegnami, la meccanica e un altro insegnava elettricità. Dopo uno di questi putei si fa una falegnameria per conto suo, quelli a 3-4 fratelli e ne era avanti abbastanza, col disegno tecnico italiano. Ma e ti non potevi falegname prima, che ti hai imparato al tuo conto? No, ho sempre fatto il falegname. Ah sì? Sì, nel 49 sono nato da Aurelio, mio Aurelio a Bologna. Ah, ho capito. E ho fatto 5 anni lì, e dopo sono in fabbrica alcuni anni perché soldi non ho poco. Sono ritornato a fare falegname a Prato Saiano da Dario Bertamini, sì. Dopo fuori all'Andreasi e nel 65 sono alle Palme e io c'ho poi il posto dopo 2 anni del falegname di manutenzione dell'INPS. Allora. Per cui la tecnica te la gai. E che problemi ha la via? I problemi della Repubblica Presidenziale, perciò sono giocati a militari dappertutto. E dopo c'è poco lavoro, comincia a svilupparsi adesso, anche se il petrolio suo. Prima il petrolio era l'America che ha aiutato a suo, sì. E adesso il petrolio lo gestisce loro. Però qui che comanda è quei poverissimi che pensa che i salesiani voleva fare un istituto in una zona dove che si chiama i più poveri dei poveri. Più poveri dei poveri, vuol che dire possibilità vuol dire proprio non avere niente. Esatto. Ma voi si riuscite a dare la mamma, a mangiarli via almeno? Sì, avevamo portato via per cooperazione internazionale di Milano è stata portata via delle macchine, sia torni, frese e anche circolare, e la levigatrice a nastro, ha fatto una bella falegnameria. Ti dicevi che il problema è anche dell'altezza lì, no? Sì. Per l'agricoltura soprattutto. Il titolo è 2008 3.000, ma se andiamo in periferia diventa 3-4, cioè, è una valle che va su. No? Come una sull'Everest, no, però vuol dire che ha problemi notevoli, insomma, per l'ambiente anche. Sì, e qualcuno non può restare lì, deve abbassarsi, oppure che la possibilità che se vai in fretta ti torni su e diventa qualcosa. Lì per fortuna io ho sempre avuto, non è mai successo niente. Ma è praticamente sto kill è fare del bene senza volere niente di ritorno, o sbaglio? Nel senso che lei è proprio una vita da volontari. Sì, no, con cooperazione ne manteneva l'appartamento. Aveva in aiuto, sì. Sì. Dopo i 2 anni, che ho fatto 3 anni con cooperazione, 97 e 98 anni, avevo per me conto, allora lì avevo amici che mi davano una mano. Diciamo che pagavo il viaggio. Ti hai intenzione di andare ancora? Ormai l'età è un po' alta, allora sarà difficile. Ascolta, un'ultima roba, com'è che è cambiata Vignole in questi ultimi anni?
No, signore, Pessapole è sempre quello. Sì? È tranquillo, e un po' di lamentele in causa l'IMU e compagnia. Bello, quello penso che sia generale. Quello sia in generale per tutti, no? Ti si sta dentro anche nella società sportiva, estivo, Sì, come dirigente. parlem degli anni 57, 56 o prima, è informale il CSI, estivo, CSI era dell'oratorio. Sì, sì. E dopo lì pian piano è partita, stivo in terza, in seconda e adesso attualmente avanti ancora. Mi sono tirato fuori a 3 anni. Com'è i bocci di adesso? I bocci? Adesso noi i bocci vedo chi mi saluta tutti, vado dentro al campo sportivo, tutti ciao, tutti, non è che abbia problemi con i bocci, anzi. Solo che degli allievi, se ti formi per la seconda, per la prima squadra, era fuori 3-4, gli altri o qui si perde o qui dall'amorosa o per questo o per altro. Come sempre. Come tutti dappertutto, ecco. Bravo. Ascolta, un consiglio proprio ai giovani per i prossimi anni. Ma Ti che ti hai fatto tanti misteri, che insomma, che ti lì a lavorare preso, no? Sì, 14 anni. Capisci bene. Anzi, 2 mesi prima. E magari non ti dai neanche la pensione. Ma no, un consiglio per i bocci che gli vede davanti ste miserie. Cosa fa? Ma dovevi stare tranquilli, non correre massa con le moto, perché arriverà momenti ancora di più crisi di adesso. Quindi dovevi al campo sportivo e si diverte lì, fra amici proprio. Esatto. No, e dopo cercherà la sua vita come che vuole. Basilio, grazie e alla prossima e speriamo che ti segui sempre così tranquillo e sorridente. Ma per andare avanti sempre così.